Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Un incendio ha distrutto la sede di un'azienda di imballaggio a Pachino, nel Siracusano. Tra le ipotesi, l'intimidazione a scopo estorsivo. Addio Pizzo rilancia la mobilitazione contro il racket. L'associazione tappezza i quartieri di manifesti invitando a denunciare. E caccia al pirata della strada che ha investito un uomo di 65 anni in via Nuova Lucello a Catania. I familiari lanciano un appello: chi ha visto parli. La neonata morta di freddo a Lampedusa dopo una traversata. Tragedie senza fine nell'isola che attende la visita di Papa Leone. Dani Scemi, le storie di chi non potrà più rientrare nei propri locali a 4 mesi dalla frana. Per molti commercianti il futuro è ancora sospeso. Invasione di visitatori per l'infiorata di Noto con le grandi icone della cultura pop internazionale. Un devastante incendio è divampato nella notte a Pachino, nella sede di un'azienda di imballaggi. Siamo in provincia di Siracusa, non si esclude nessuna pista, fra cui quella riconducibile al racket delle estorsioni. Angelo Gagliano. C'è forse l'ombra del racket dietro il rogo che ha devastato i magazzini della Fenice Packaging di Pachino nel Siracusano. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per avere la meglio delle lingue di fuoco, che hanno prima avvolto e poi incenerito una delle aziende d'eccellenza nel settore dell'imballaggio per il comparto agricolo locale. Sul posto, oltre ai pompieri, anche uomini della protezione civile. Distrutta parte della struttura, in particolare i capannoni per lo stoccaggio, dove veniva custodito il cartonato utilizzato per gli imballaggi delle aziende del consorzio IGP di Pachino. Al momento però fare una stima dei danni è impossibile, si attende la bonifica e solo dopo si potrà procedere a quantificare la perdita. Il titolare, Alessandro Coco, è stato già sentito dagli investigatori che non escludono, come detto, la pista del racket. E un fascicolo per accertare l'origine dell'incendio è stato aperto dalla Procura di Siracusa. Solidarietà è stata espressa dal sindaco di Portopalo di Capopassero, Rachele Rocca, che ha manifestato vicinanza al titolare, sottolineando il valore dell'azienda per economia locale. Ringraziamenti anche ai volontari della protezione civile intervenuti sul posto, come detto, insieme ai vigili del fuoco. Anche il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, ha espresso sostegno ai lavoratori e alla proprietà, assicurando la vicinanza dell'amministrazione comunale. Pachino, ma anche Sferracavallo, Cefalù, la risposta a questa escalation di intimidazioni arriva da Addio Pizzo che rilancia la mobilitazione. Sentiamo Manlio Viola. Dai pizzini con la richiesta di 5.000 euro per l'estate ai pizzini di Addio Pizzo contro le estorsioni. La risposta al clima di intimidazione e danneggiamenti che si respira da Sferacavallo a Capaci arriva anche attraverso i piccoli manifesti di cui l'associazione anti-racket ha costellato le borgate marinare di Palermo e dell'immediata provincia. Il comitato ha voluto replicare la storica notte del 29 giugno 2004, tappezzando le strade di Sferacavallo, Partanna Mondello, Tommaso Natale, ma spingendosi anche lungo il litorale di Isola delle Femmine e Capaci. Era proprio una notte di giugno del 2004 quando nacque il comitato Addio Pizzo, che si ispira ai valori di Libero Grassi, l'imprenditore della Sigma, ucciso il 29 agosto del 1991 proprio per essersi ribellato pubblicamente alle richieste estorsive del racket. Secondo Addio Pizzo è arrivato il momento di tornare a rialzare la testa per fermare l'escalation fatta di spari e bottiglie di benzina. Il comunicato dell'associazione si conclude con un appello finale che rimarca la necessità di un'azione sinergica tra cittadini e istituzioni. Uniti contro il pizzo e la violenza, si legge sui piccoli manifesti, sui pizzini antipizzo, e poi un invito alla denuncia anche da parte di chi ancora non lo avesse fatto. L'associazione garantisce massima riservatezza e supporto a chiunque decida di fare il primo passo, indicando la reazione collettiva come unica via per scrollarsi di dosso il clima di paura. E caccia il pirata della strada che a Catania ha investito un uomo che lotta tra la vita e la morte. I familiari lanciano un appello: chi ha visto qualcosa parli. Sentiamo Eva Spampinato. Dalle lesioni che ha avuto noi abbiamo capito subito che non era stato un incidente autonomo. Quindi in questo momento è caccia al pirata della strada? Sì. Sono ore di angoscia e di apprensione per i familiari di Matteo Patti, che lotta tra la vita e la morte all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato investito giovedì scorso in questo incrocio tra via Nuova Lucello e via Caboto ed essere finito in una pozza di sangue sotto questo palo. Il casco ha salvato la sua testa, ma la spina dorsale è seriamente compromessa. Ha un grave trauma
al midollo spinale e la cosa non è tanto buona. Siamo in una situazione veramente grave. Secondo alcuni testimoni, l'uomo, 65 anni e padre di 3 figli, viaggiava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata e dopo l'impatto sarebbe stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Mio cognato stava scendendo da questa parte qua, era col casco, stava cambiando piano e tutto. Invece il signore ha fatto un sorpasso di una decina di macchine, non si è fermato, l'ha beccato in pieno e poi hanno riferito alcuni testimoni che praticamente all'arrivo dell'ambulanza lui è scappato e non si hanno più notizie. Nessuno dei familiari è riuscito ad arrivare sul luogo dell'incidente perché sono stati contattati solo intorno alle 20:30. Abbiamo un'immagine di mio cognato che lui alle 16:21 scende proprio col motorino, col casco, tranquillo. Fondamentali potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze di chi ha assistito alla scena, ma la famiglia lancia un nuovo appello. Vogliamo solo la giustizia, almeno fatti vedere, c'è domanda scuse. La neonata morta di freddo appena sbarcata a Lampedusa dopo una lunga traversata. Da più parti si alza il grido di dolore e di sdegno per un'emergenza che non sembra finire mai, dove a farne le spese sono spesso i più piccoli. Orazio Longo. Morire di freddo a un mese di vita dopo un lungo viaggio in braccio alla madre per cercare un futuro migliore. Una morte terribile. L'ennesima tragedia che si è consumata a Lampedusa fa ancora una volta ribollire il sangue. Non è accettabile, la frase che circola di più, non è accettabile in un paese civile. Mentre l'isola attende la visita di Papa Leone XIV, prevista per il 4 luglio come occasione di speranza per il futuro, non si fermano le tragedie del mare. In 55 erano a bordo del barchino di 7 metri salpato giovedì da Sfax in Tunisia, un viaggio costato da 400 a 600 euro a persona. La neonata era stretta al petto della mamma, rifugio sicuro, che però non è bastato. Troppe le ore passate in mare al freddo e al buio tra le onde. Neppure la donna, una ivoriana di 20 anni, si era accorta della gravità della situazione e delle condizioni disperate della bambina. Solo una volta giunti a terra, alcuni soccorritori hanno notato che la neonata stava malissimo. Hanno tentato di salvarla, ma ormai era troppo tardi. Disperata la giovane madre, che oltre alla bimba neonata aveva con sé anche l'altra figlia piccola. La madre e la sorella della bambina sono accolte in hotspot, godono di buone condizioni di salute e per loro e per le altre persone è stato attivato immediatamente il supporto psicologico e nelle prossime ore l'equipe sanitaria e psicosociale continuerà la presa in carico. Secondo Save the Children, dal 2014 sono più di 34.000 le persone morte o disperse nel Mediterraneo. Solo quest'anno le vittime ammontano a più di 1.200, tra loro molti bambini, più di 100 ogni anno negli ultimi 3 anni. A Niscemi adesso, dove ci sono commercianti che non riapriranno mai più. Le loro attività sono finite infatti nella cosiddetta zona nera della frana e dopo 4 mesi di attesa denunciano di essere stati lasciati soli. Gerry Italia. Non potranno più rientrare dentro i loro locali. La frana del 25 gennaio ha inghiottito attività storiche finite per sempre nella zona nera. Dopo 4 mesi, per alcuni commercianti, il futuro è ancora fermo. Sono circa 15 le attività commerciali cancellate per sempre a Niscemi. Storie di un dramma nel dramma, come quella di Francesco e Katia, titolari della palestra K100. Avevano appena completato la ristrutturazione per i 20 anni dell'attività. Poi la frana è la chiusura definitiva. Quella è la mia casa, la mia vita, il mio lavoro, quindi questa cosa manca. Noi ci hanno detto che ci dovevamo delocalizzare, la mia domanda è sempre stata la stessa: come e quando? Dallo Stato hanno ricevuto poco meno di 19.000 euro di indennizzo, la stessa cifra ottenuta anche da chi, dopo settimane, fortunatamente è riuscito a riaprire. Per delocalizzare, spiegano, servono molti più fondi. L'unica ipotesi prospettata finora però sarebbe solo un mutuo agevolato. Significa ricomprare la mia attività, perché devo mettere dei soldi di tasca mia quando io ho perso tutto per una cosa che non ho causato io. Stessa situazione per Alessandro del pub Baschià, storico locale del centro. L'intenzione nostra, e quella più giusta credo sia quella di riaprire le attività per chi vuole riaprire e di non mettersi un debito alle spalle. 26 anni di lavoro cancellati e adesso una richiesta precisa alle istituzioni. Avere un risarcimento di quello che abbiamo perduto, non un debito alle spalle.
Intanto passano i mesi tra burocrazia, silenzi e promesse ancora senza risposta, e per chi ha perso tutto il tempo adesso pesa quasi quanto la frana. Dopo l'incendio ci si interroga sul futuro degli orti di Cipoli, si indaga sulle cause, mentre il sindaco di Catania Trantino valuta l'ipotesi di acquistarli. Tonino De Mana. Passata la grande paura è scampato l'ennesimo pericolo, con le fiamme che hanno lambito le abitazioni delle vie Sabato Martelli Castaldi, Cave di Vilarà, Nazario Sauro e Largo Damiano Chiesa. Restano gli interrogativi sul presente e sul futuro degli orti di Cipali, chiamati anche orti della Susanna. Oltre 4 ore di incendio hanno ridotto la vasta area in cenere, mandando in fumo diversi ettari di vegetazione. Ad aggravare la situazione il forte vento che ha alimentato le fiamme e complicato le operazioni di spegnimento. E mentre si indaga sulle cause si infiamma la polemica politica. Auspichiamo che le autorità competenti facciano i dovuti accertamenti per verificare la natura di questi atti, affinché si possa mettere la parola fine a eventi simili che espongono a inutili rischi i cittadini. Stato d'abbandono che profuma di speculazione, secondo la coordinatrice MPA di Catania, Pina Alberghina. Potrebbe fare gol a molti. Lei vuole dire che questo terreno fa gol a molti? È chiaro, è indubbio. Auspichiamo che quest'area venga acquisita dal Comune di Catania, che venga tolta dalla proprietà privata e che si possa realizzare all'interno di questa grande area, dove c'è una grandissima storia, dove c'è una biodiversità non soltanto vegetale ma anche animale, si possa realizzare il grande vero parco urbano di Catania. Affidata ai social la replica del sindaco Trantino, secondo cui gli orti della Susanna sarebbero in vendita con il Comune di Catania, che starebbe prendendo in seria considerazione l'idea di acquistarli. E nel fine settimana a Catania la polizia locale ha intensificato i controlli contro i parcheggiatori abusivi tra Corso Sicilia, Piazza Verga, Piazza Carlo Alberto e Viale Kennedy. Elevate 39 sanzioni, disposti 18 ordini di allontanamento, accertati inoltre 54 violazioni al codice della strada per un totale di circa 48.000 euro di multe. Catania, spazio sport, incivili scatenati al villaggio Sant'Agata, l'area devastata da continui raid vandalici. Il servizio. Dicembre 2023. Il polo sportivo a Villaggio Sant'Agata era considerato un bel regalo di Natale per i giovani del quartiere. Oggi di quel regalo non resta più nulla o quasi. Il progetto Catania Spazio Sport, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, incassa un'altra battuta d'arresto. Vedere l'area ludico-sportiva ridotta in queste condizioni fa male, malissimo, con arredi e giochi acquistati con fondi europei devastati dai vandali, senza che un filmato, nonostante l'area videosorvegliata, abbia registrato un benché minimo movimento. Eppure qui dentro sembra siano entrati anche motorini ed auto. Esisteva un custode che chiudeva il cancello, cosa che non succede più. Perciò vorrei capire, questo cancello rimane aperto, chi lo dovrebbe chiudere? Quindi anche di notte il cancello rimane aperto? Sempre aperto. Questa piazza è frequentata più da vandali che da bambini? Sicuramente più da vandali che da bambini. Prima qui i bambini si divertivano a giocare con i genitori. Ora non si può più giocare completamente. Villaggio Sant'Agata, terra di nessuno. Da qui lo sfogo del neoconsigliere comunale Santo Russo. Il mio cuore è molto triste perché da amministratore di questa città mi sono confrontato da subito con gli addetti ai lavori, dove mi rassicurano. Chi sono gli addetti ai lavori? Ho parlato sia con il dottore De Caro, con il dottore Falzone, che mi hanno rassicurato che in tempi celeri l'area verrà recuperata e ridata ai nostri concittadini. Però io voglio dire una cosa all'amministrazione, ma soprattutto ai miei concittadini e a chi abita in questo quartiere: o verrà ripristinata in maniera seria o se no va chiusa. Sussulto d'orgoglio o segnali di resa? Di sicuro chiudere definitivamente quest'area sarebbe una sconfitta per tutti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per andare a scoprire l'infiorata di Noto. A tra poco. Vivere le Eolie tutto l'anno, non solo Mare e Sole, un'associazione rilancia la destagionalizzazione. Francesco Triolo.
Percorsi culturali ed enogastronomici, oltre alle bellezze naturali. Le isole Eolie lanciano la sfida alla destagionalizzazione, parola quasi tabù da queste parti perché il turismo è sempre stato pressoché legato a mare, sole, estate, e invece no, rilancia Brand Eolie che ha riunito tra Lipari, Vulcano e Sarina una quarantina di giornalisti italiani e stranieri per illustrare e far vivere quello che le 7 sorelle possono dare non solo nei mesi di luglio e agosto. L'obiettivo è quello di allungare la stagione turistica, così aumenterebbe anche l'occupazione e crescerebbe l'economia. Le Eolie oggi devono crederci a maggior ragione perché stanno per rilanciare l'agricoltura, anzi l'hanno già rilanciata l'agricoltura che l'ha riscoperta dei grani antichi, ma nuovi percorsi storico-culturali, pensiamo ai percorsi del Confino legati all'antifascismo, ma pensiamo anche ad altro come il Museo Diocesano, una grande risorsa per Lipari e per tutto l'arcipelago. Quanto vale la destagionalizzazione? Vale tanto perché i nostri giovani devono formarsi fuori ma poi tornare per occuparsi dello sviluppo di queste isole e quindi creare economia, creare stagionalità appunto per allungare questi mesi di lavoro e quindi dare una nuova speranza a questo arcipelago. Dagli chef stellati e dall'offerta gastronomica a base di cappe, di particolari cucunci alle tipicità eoliane, le isole del Tirreno hanno tanto da offrire. E poi ci sono le storie, quelle di Emilio e delle sue case trasformate in villaggio di fronte ai Faraglioni, di Serena e dei suoi profumi, di Valentina che ha deciso di rimanere per attrarre turisti, di Massimo che da Bergamo è approdato per caso nel 2000 e qui ha deciso di produrre un vino da 70.000 bottiglie esportato in tutto il mondo. E adesso a Noto, invasa da visitatori per ammirare l'infiorata dedicata quest'anno alla cultura pop. Francesco Aloi. I'm from Russia, Mosca. Mi chiamo Caterina, noi con tutti il gruppo arrivano per vedere questa bella infiorata. I'm from Texas, having the time of my life. Sempre bello tornarci perché dà emozione vedere questo spettacolo dei fiori. E non è il primo anno che veniamo perché è una manifestazione bellissima e sembra uno spettacolo vederlo. Via Nicolacci si trasforma in un lungo tappeto di fiori, 16 bozzetti che quest'anno ruotano attorno alla cultura pop, dal cinema alla TV, passando per la musica, la moda e la pubblicità. Totò, Sofia Loren, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, ma anche Raffaella Carrà con il suo rumore e poi Pippo Baudo. Abbiamo attraversato un po' quello che è la parte culturale pop che ha rivoluzionato il mondo, anche le icone italiane. Dietro c'è tantissimo lavoro che coinvolge anche i più giovani. Noto si unisce nel nome della tradizione. Sicuramente c'è chi ha la pazienza di trasmettercela e sicuramente ormai noi acquisiremo il massimo per fare lo stesso. Un evento che ogni anno cresce sempre di più, anche per la 47esima edizione. Qui è boom di visitatori e turisti. Dura 5 giorni, quindi attendiamo di superare abbondantemente le presenze dell'anno precedente, che sono state circa 300.000 visitatori. Musica popolare ed identità, attorno a questo tema è ruotato l'incontro promosso nell'ambito della Sicily Music Conference a Catania, un momento di dialogo tra istituzioni e filiera musicale che ha evidenziato il ruolo strategico degli eventi musicali nel valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, confermando la crescente centralità del rapporto tra cultura contemporanea, valorizzazione territoriale e sviluppo turistico. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo tra poco con la pagina sportiva. Siamo al calcio, debutta stasera il Catania nel secondo turno nazionale dei playoff, rossazzurri di scena a Lecco per la gara d'andata, 1200 tifosi al seguito della squadra di Toscano. È il giorno di Lecco Catania, questa sera alle 20:45 a Rigamonti l'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Entrano in scena i rossazzurri sui quali ci sono grandi aspettative che hanno preparato la sfida in Lombardia scegliendo di arrivare con un giorno d'anticipo per curare ogni dettaglio. La rifinitura in Brianza e il ritiro pre-partita per cercare la massima concentrazione e non lasciare nulla al caso. Mimmo Toscano dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti, fuori Corbari, Di Noia e Lunetta, recuperato Casasola che però dovrebbe partire dalla panchina.
La formazione più probabile vede Quaini e Di Tacchio in cabina di regia con Brunzanini e Ciccerelli alle spalle di Forte. Possibile anche la carta Jimenez, utilizzabile sia a centrocampo che sulla tre quarti. Al seguito del Catania anche 1200 tifosi, settore ospiti sold out in meno di 2 ore e grande entusiasmo attorno alla formazione rossa-azzurra. Nei playoff conta soprattutto la testa, ha ribadito Toscano alla vigilia, e stasera il Catania cerca un risultato pesante per indirizzare subito la qualificazione davanti a uno stadio pronto a spingere il Lecco. E Palermo in campo stasera a Catanzaro per l'andata della semifinale playoff, Bani e Palumbo verso il forfait, ma Pippo Inzaghi non è preoccupato. Marco Gullà. Vincere e chiudere i giochi, il Palermo vuole portarsi avanti già questa sera a Catanzaro nell'andata della semifinale playoff, vorrà ottenere il massimo per alleggerire la pressione in vista del ritorno fra 3 giorni al Barbera. Io sono convinto che faremo dei grandi playoff. Poi sappiamo che ci sono anche gli avversari, ma sappiamo di essere molto forti, per cui sappiamo che gli altri ci temono e questo deve fare la differenza in questo tipo di partite. In dubbio Bani e Palumbo, entrambi rischiano di non esserci anche perché Inzaghi non vuole compromettere il loro recupero. Ci sarà bisogno di tutti, dice il tecnico rosanero che vuole iniziare playoff sgommando. Al di là della loro bravura, della nostra bravura, i loro pregi, i nostri difetti, i nostri pregi, i loro difetti, noi abbiamo fatto 13 punti più in campionato, abbiamo dimostrato di essere più forti e dobbiamo andare a Catanzaro a vincere senza fare calcoli. Abbiamo grande rispetto, sono una squadra forte, ma noi pensiamo di essere più forti, la classifica dice questo. Il Palermo dovrebbe scendere in campo così: Joronen tra i pali, poi difesa a 3 con Pierozzi, Peda e Ceccaroni. Rui Modesto e Augello agiranno sulle corsie esterne di centrocampo, Segre e Ranocchia in mezzo. Giasiel e Duaron sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo. Catanzaro in avanti con Liberale e Iemmelo ad affiancare Pittarello. Fischio d'inizio alle 20, arbitra Feliciani della sezione di Teramo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.